cambia, nel senso che oggi il mandamento di Portogruaro, che era notoriamente in mano al centro-sinistra, anche nei numeri, insomma, oggi la questione è cambiata, siamo già 5 sindaci su 10, non sappiamo cosa succederà a Caorle perché è commissariata, ma soprattutto c'è anche un San Donatese a cui dal mio punto di vista, dalla mia visione politica, vedo un sindaco sanatese accerchiato da tutta una serie di comuni attorno con visioni leghiste, visioni diverse dalla sua. Nell'ultima conferenza dei sindaci l'ho visto ripetere le stesse cose, per esempio sulla sanità, che parlava ancora a suo tempo Bertoncello, eccetera. Quindi bisogna fare un passo e superare questo tipo di situazione e secondo me se il centrodestra sto parlando non i partiti, il centrodestra riuscirà a fare un ragionamento di territorio, io ci avevo provato per la sanità. Noi ci avevamo provato, soprattutto come mandato di Portogruaro, abbiamo fatto 2 incontri a Gruaro per definire, avevamo secondo me i numeri e nei miei uffici questo sembrava di aver superato le logiche di partito e anche sulla sanità potevamo avere i numeri perché sull'ospedale Portogruaro fosse il punto di riferimento e il sito deputato, poi la politica ha fatto il resto. Devo dire che i cittadini questa politica l'hanno punita e il risultato è che Bertoncello oggi non è consigliere regionale e ha perso un comune importante, si trova a fare opposizione, diciamo così, di rappresentanza in una città importante come Portogruaro.